poi anche si parla molto della dopamina, quindi ho cercato di utilizzare tutto il meccanismo della ricompensa, quindi tutto il piacere, a mio favore. Ho detto, ok, come faccio a legare l'attività meditativa con qualcosa che mi piace? E allora per allenare la Sì, costanza mi ero perché dato. ovviamente non ti piaceva all'inizio, tu hai detto ti piace adesso, ma magari all'inizio non ti piaceva. All'inizio facevo una fatica Ok, bestiale, poi magari ne parliamo un attimo, esatto. perché chiaramente sei lì e ti parte la testa, quindi magari vai fuori di testa, però lì bisogna fare un cambio di prospettiva, ma di questo magari ne parliamo dopo. Sì, Ho detto, ok, se io riesco a meditare ogni giorno, alla fine della giornata mi do una ricompensa. Quindi avevo scelto una merendina che a me fa impazzire, cioè, hai presente le merendine, sì, quelle sì. comprate nel Natura sì che ti costano un rene? Ecco, ne ho prese tipo 66 e ho Oh, detto, ok, io la mangio, ok, io amo quella merendina, la mangio solo quando medito. Quindi a volte non ti nascondo che nei periodi più neri meditavo per avere la merendina. Proprio in momenti in cui non ne avevo voglia, però questa cosa che sembra stupida, in verità mi ha aiutato a essere costante nei primi 2 mesi. E il mio cervello, grazie anche alla neuroplasticità, ha avuto modo di riplasmarsi.